Francesco Hayez, il grande pittore milanese, è ormai probabilmente da tempo il più conosciuto pittore storico e romantico dell'Ottocento italiano, in virtù della fortuna universale di un suo dipinto iconico come il Bacio, che è nell'esperienza comune di tutti noi. Allora può essere forse interessante utilizzare la fortuna data all'autore da questo suo dipinto simbolo per approfondire un po' la biblioteca del pittore storico, che è un po' il suo strumento di lavoro. Vedendo la biblioteca personale di un artista possiamo trarre indicazioni e uno spaccato interessante sulla Milano dell'Ottocento. I metodi operativi di Hayez, il raggio dei suoi interessi culturali, si rivelano in modo preciso dall'esame della sua biblioteca, che è funzionale all'attività di pittore storico e quindi ben lontana dalla cultura enciclopedica e dalle preoccupazioni di bibliofilo che avevano orientato ad esempio all'inizio del secolo le cospicue raccolte del Bossi e del Cicognara, ed è invece una biblioteca rivolta all'approfondimento in campi ben determinati, come la storia dell'arte, le testimonianze etnografiche e la storia di vari popoli, a cui si aggiungono tragedie e romanzi, il tutto in edizioni e traduzioni che risalgono in prevalenza agli anni tra il 1815 e il 1850, oltre a una cinquecentina, a un paio di opere del Seicento, poche del Settecento e non molte della seconda metà dell'Ottocento, in parte ricevute da Hayez in omaggio da autori ed editori. La sua raccolta è sostanzialmente confluita nella biblioteca dell'Accademia di Belle Arti di Milano, da lui donate all'Accademia nel 1862, e constava all'atto della donazione di 181 titoli per un totale di 424 volumi. Tuttavia, la biblioteca di Hayez non è da paragonare ad esempio a quella del Palagi, che ha una consistenza 10 volte superiore ed esprime una gamma di interessi ben più articolata e specifica, rispetto alla ricca documentazione ad esempio che Lappiani aveva nella sua libreria e che abbracciava la produzione artistica dall'antichità classica ai suoi tempi in Italia e all'estero. La sezione della biblioteca di Hayez riguardante le arti figurative rispondeva principalmente a una sua esigenza strettamente lavorativa, all'esigenza di documentarsi per mezzo di repertori illustrati su usi, costumi, oggetti d'epoca, luoghi e monumenti, e alla volontà di tenersi aggiornato sulla produzione litografica dei migliori artisti, soprattutto francesi. Hayez conobbe l'importanza e ne intuì subito l'importanza della diffusione litografica delle riproduzioni delle opere e ne fece largo uso per diffondere la conoscenza dei suoi stessi dipinti. Per l'abitudine allo studio degli storici e dei poeti a cui Canova lo aveva indirizzato e per la cura di una precisa ricostruzione dei fatti e dei luoghi, anche quando il soggetto era ispirato a una fonte letteraria, Hayez raccolse un consistente numero di opere di storia, da quella universale a quella locale, e un buon numero di opere di narrativa e di teatro che egli aveva conosciuto non superficialmente e che gli avevano ispirato dipinti, disegni e appunto serie litografiche, come ad esempio I profughi di Praga del Berchet, Ivanhoe di Scott, Giulietta e Romeo di Shakespeare, La congiura di Fiesco di Schiller, Il bravo di Cooper, La Gerusalemme liberata del Tasso o anche Voyage dans la Grèce di Poqueville, eccetera. Questo è un interessante saggio scritto da Donatella Falchetti Pezzoli per Hayez e Lecta in occasione della mostra Palazzo Reale di Milano tra il 1983 e il 1984. Un punto di vista particolare sulla vita e sull'attività professionale di un artista dell'Ottocento italiano.